I risultati che arrivano dall'Expo sono risultati importanti per l'agroalimentare sia italiano ma anche veneto. L'importante è far tesoro del lavoro fatto l'anno scorso, specialmente nella lotta alla contraffazione, nel mettere in tutela i nostri prodotti tipici che sono eccellenze a livello mondiale, ma anche riuscire a trasmettere appunto quel valore aggiunto che ha la nostra enogastronomia al settore del turismo. Lo scorso anno più 3,8% dei turisti che sono venuti in Veneto hanno speso soldi per comprare delle materie appunto che arrivano al nostro settore agroalimentare per poi riportarle a casa. Quindi sono cose che dobbiamo far conoscere in maniera ancora migliore per riuscire a dare soddisfazioni economiche ai nostri coltivatori, ai nostri produttori, a chi trasforma appunto queste eccellenze in cibo squisito. Un convegno che vuole appunto rilanciare l'azione di un Veneto che vuole continuare quello che è il messaggio di Expo, un Expo 2015 che ha dato un segnale forte su quella che deve essere soprattutto la garanzia di quello che mangiamo, dei prodotti che vengono prodotti dalla nostra terra, una certificazione che poi è legata anche all'aspetto ambientale, di tutela a un territorio e soprattutto della risorsa acqua. Quindi un tema che vuole rilanciare quello che vuole diventare il Veneto nell'ambito dell'alimentazione e di tutto quello che è il sistema che gira attorno all'alimentazione, dal turismo alla certificazione, alla qualità della vita e soprattutto per la salute dei cittadini. Expo è stata per Coldiretti un'esperienza entusiasmante, abbiamo avuto nel padiglione di Coldiretti oltre 500.000 presenze ed è stata davvero una forma di contatto con il consumatore che ha testimoniato la qualità e l'interesse del sistema agroalimentare italiano per ciò che sta accadendo nel mondo. L'eredità è certamente importante perché c'è stato un incremento dell'export, ci sono stati segnali di grande attenzione verso la qualità che i prodotti agroalimentari italiani rappresentano. Se c'è una nota sulla quale fare una riflessione è invece che i prezzi dei prodotti agricoli non sono significativamente aumentati se non per il vino e questo naturalmente è un problema grande di prospettiva per le imprese agricole. È stato importante per aver sottolineato e ricordato a tutti il ruolo principale dell'agricoltura, che è quello di produrre cibi sani e ad un prezzo accessibile a tutti. Sembra una cosa scontata ma non lo era. Le politiche, se pensiamo alle politiche comunitarie degli ultimi quinquenni, forse decenni, sono politiche che hanno dimenticato completamente questo ruolo dell'agricoltura, andando a trovare altre giustificazioni per andare a muovere le proprie politiche. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che è stato positivo. Non lo è stato certamente per le ricadute economiche che ha avuto sulle aziende nel breve termine. Oggi viviamo una crisi molto profonda di molti comparti agricoli, se pensiamo alla zootecnia tutta, da carne, da latte. È una crisi che cambierà il volto della zootecnia italiana, ci sono aziende che chiudono, quelle che non chiudono stanno lavorando sotto i costi di produzione, quindi andando a erodere ricchezza e patrimonio e quindi è una crisi che se durerà ancora e non si vede fine nel breve termine, è una crisi che segnerà profondamente la nostra agricoltura.